Prosegue l'odissea dei cittadini che frequentano Piazza Cavour a Favara e che da tempo chiedono la riapertura dell'unico servizio igienico presente, chiuso da circa 3 mesi. Nella città che ha dato i natali ad illustri personaggi, il paese che nel bene e nel male spesso si trova alla ribalta delle cronache nazionali, non si riesce a risolvere un problema la cui soluzione è stata trovata da altri circa 2000 anni addietro. Infatti, nella seconda metà del I secolo d.C., l'imperatore romano Tito Flavio Vespasiano, per evitare che la gente espletasse i propri bisogni liberamente in strada, aveva predisposto dei servizi collettivi. Da quel provvedimento è giunto a noi il nome di Vespasiano, che si associa ai bagni pubblici. Il servizio igienico di Piazza Cavour era stato installato lo scorso 30 giugno, diversi mesi dopo la chiusura dei bagni sotterranei presenti nei pressi dell'ex biblioteca comunale. Dal giorno dell'apertura al pubblico, il bagnotto ha servito a singhiozzo la cittadinanza, almeno fino allo scorso 11 novembre, quando a causa della vandalizzazione subita fu momentaneamente chiuso. Ripristinato il servizio alcuni giorni dopo, questo rimase aperto per qualche settimana, dopodiché la porta di accesso venne chiusa a chiave, privando così la cittadinanza di un servizio essenziale. La piazza, come è noto, è usualmente frequentata da persone anziane, altrettanto conosciuta è l'esigenza che determinate persone hanno dei bagni pubblici. Servizio essenziale anche per quanti frequentano la posta centrale, il castello chiaramontano e la chiesa del Rosario. Fino ad oggi la mancanza del servizio sul posto è stata fronteggiata dai locali pubblici di Piazza Cavour. Situazione questa che comporta disagi, oltre che ai proprietari degli esercizi commerciali, anche agli stessi fruitori dei servizi che, per non aggravare la situazione, spesso preferiscono espletare i propri bisogni fisiologici all'aperto. Uno dei posti preferiti dagli anziani è sicuramente la via Cafisi, a cui si riferiscono le immagini che state vedendo. Circostanza questa che ci viene confermata anche da alcuni anziani che abbiamo incontrato in piazza. Ora quando abbiamo di fare la pipì, teniamo cantonieri. Passano firme, sono capaci, namucciamo, facciamo, perché però sanno tutti che lo sindaco gli incidenti e si fanno sordi. Ora, a quella mi riferite in Adigio. I bar vi danno sempre il permesso di andare in bagno? Ma se diamo bagno, andiamo a pigliare un caffè, già quando facciamo c'è viaggio o gabinetto di imparare la maggiore e ne possiamo ir a pigliare il caffè. Ne abbiamo. Avete detto al comune, l'avete segnalato che non mi bagno troppo? E lui se ne frega. Lo fa funzionare 4 giorni e poi è tutto guasto. Ne priviamo a bene perché ci possiamo arrivare allora a mangiare al bagno. Naturalmente, l'espletare i bisogni fisiologici in strada, oltre che a problemi di igiene pubblica, comporta anche delle situazioni imbarazzanti, sia per le persone che compiono il gesto, che per quanti, trovandosi a passare, devono assistere a scene del genere. Ora, non volendo noi soffermarci sul numero di servizi igienici pubblici necessari per una città di circa 33.000 abitanti, i cittadini chiedono all'amministrazione comunale la riapertura dell'unico bagno presente in piazza. Qualunque sia la motivazione della chiusura imposta, noi crediamo che quello che accade da tempo in Piazza Cavour non faccia onore ad una città europea del terzo millennio. Una votazione quando si ricambano capo ne parliamo quando vengono a caire da dare tamani. È una votazione poi ne parliamo, ci